D'istinto mi è venuto di attraversare la strada e chiedergli cosa stesse facendo. Era un gruppo di 3 ragazzini e lui si è divincolato e ha cercato come di scappare. Si è opposto alla richiesta di spiegazioni con insulti e offese a chi cercava di fermarlo e a tutti i presenti che stavano assistendo alla scena. Erano circa le 20 di sabato sera quando il consigliere comunale di Casale sul Sile ha provato a placare invano la furia distruttrice di un ragazzino. La foto scattata da dei passanti increduli di fronte all'accaduto, servita alle forze dell'ordine per identificarlo. Un ragazzino che, un po' agitato, estirpava praticamente i fiori dalle fioriere proprio di fronte al comune, li ha presi in mano, li ha proprio scaraventati addosso alla facciata della sede. Aveva comunque questa sfrontezza non di un minorenne in realtà. Era un po' alterato, mi sembrava, non so se avesse fumato, se avesse bevuto. Di fronte alla sfrontatezza e all'aggressività del giovane arrivato da fuori paese, il consigliere ha allertato le forze dell'ordine, ma al loro arrivo il ragazzino era già scappato. Ho un figlio che ha 15 anni e subito mi ha detto: "Papà, ma non avevi paura che questo ragazzo avesse un coltello?" Perché ultimamente, da quello che un po' si sente, questi ragazzini hanno anche il coltellino in tasca. In realtà non ci ho pensato se avesse o no un coltello, quello che trovo, giusto è che sia corretto non girare lo sguardo e quindi guardare da un'altra parte e far finta che le cose non accadano. Violenza crescente tra i giovani anche lontano dalle grandi città, la stessa che ha portato proprio quel sabato sera circa un centinaio di minorenni arrivati da tutta la provincia al ritrovo di bande rivali pronte a sfidarsi alla festa dell'8ª di Pasqua. Un appuntamento dato via social e intercettato dalle forze dell'ordine la cui presenza ha scongiurato il peggio. Resta l'atto vandalico commesso ai danni del comune che l'amministrazione intende non lasciar passare, denunciando il ragazzo già stato identificato. È un atto piccolo, però è l'atto proprio in sé che vogliamo denunciare. Sembrano piccoli gesti, no? Però meglio fermarli per non dar seguito ad altri possibili insomma, atti. Non solo la condanna di gesti simili, ma anche dall'amministrazione la volontà di intervenire sull'educazione dei ragazzi e prevenire gli atti di violenza. Tante le iniziative in campo, un incontro formativo con uno youtuber che sappia parlare ai giovani con il loro linguaggio e l'iniziativa estiva Ci sto a fare fatica. Fare delle piccole attività di manutenzione. Ogni settimana ci sono appunto questo gruppo di 10 ragazzi che fanno appunto delle attività nel territorio coordinate con il nostro tecnico dei lavori pubblici.